Percossa violentemente con pugni, schiaffi e calci, insultata e costretta a subire atti sessuali. È la storia di una vita d'inferno, quella che una trentenne, madre di 2 figli, tuttora minorenni, palesa ai carabinieri di Belluno nell'agosto di 4 anni fa nella sua denuncia circostanziata ai militari dell'Arma, che fa emergere un quadro di violenze familiari reiterate, iniziate molto prima, nel 2015. Il carnefice è il suo convivente, un quarantenne residente in città di origini campane, per il quale da ieri si sono aperte le porte del carcere dopo la conferma della Corte di Cassazione della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Belluno a 3 anni e 2 mesi di reclusione per violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia e lesioni. Nell'agosto del 2017 la donna, con un occhio tumefatto, si presenta ai carabinieri del nucleo per il contrasto alle violenze di genere per denunciare il compagno. Il suo racconto agghiacciante parla di un uomo che da anni la sottopone a violenze fisiche e psicologiche, la priva dell'autonomia economica e decisionale, la minaccia di toglierle i figli e di mandarla fuori casa. L'uomo viene denunciato, ma il suo comportamento resta tale e quale, anzi, neppure un mese dopo la brutalità nei confronti della madre e dei suoi figli diventa, se possibile, ancora più disumana. In un episodio il quarantenne colpisce la donna con schiaffi e pugni, arrivando a sbatterle ripetutamente la testa contro una parete. In un secondo caso l'uomo fa oggetto, la sua compagna, di insulti irripetibili e sputi, poi la costringe a subire atti sessuali. Il GIP del Tribunale di Belluno a quel punto emette la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, scatta l'iter della procedura giudiziaria, arriva la condanna e ora anche la sentenza definitiva emessa dalla Suprema Corte, che oltre a confermare la pena inflitta all'uomo la decadenza della potestà genitoriale, l'interdizione perpetua dall'esercizio di tutela e curatela oltre che da una professione e da un'arte, la perdita perpetua del diritto agli alimenti, l'esclusione della successione della persona offesa e l'interdizione per 5 anni dei pubblici uffici.